Euroregione.news. Amministratore di condominio consapevole, il 24 a Udine. Un incontro formativo per amministratori di condominio a Udine con il presidente regionale Andrea Soramel e i migliori professionisti del settore. Un evento importante che si terrà venerdì 24 giugno a Udine all'Hotel Astoria Italia, alla loro sala convegni. Si tratta di un convegno regionale della NACI, è il primo evento che abbiamo il piacere di tenere nel post pandemia. Abbiamo lavorato molto con i colleghi online per curare la formazione, un argomento al quale ci teniamo molto anche alla luce di quello che è stato il rapido evolversi della nostra professione su tanti settori, e finalmente abbiamo la possibilità di incontrarci e di confrontarci su tematiche di grande attualità. Quali sono? Le tematiche riguardano in particolare la sicurezza sui cantieri, visto e considerato tutti i bonus che nell'ultimo periodo hanno un po' caratterizzato il nostro settore, e poi la nomina dell'amministratore, che è un po' la figura chiave di riferimento di tutto quello che è il comparto del mondo condominiale. Teniamo presente che quasi il 75% della popolazione nazionale vive in strutture condominiali di diverso tipo, tra condomini orizzontali, verticali, supercondomini eccetera. Quindi riteniamo che il ruolo dell'amministratore anche in futuro rivestirà un ruolo sempre più nevralgico, e quindi per questo motivo la formazione rappresenta chiaramente una scuola, deve diventare una scuola costante, una scuola periodica e alla quale bisogna investire parecchio. Le responsabilità sono moltissime, purtroppo crescenti. Dico purtroppo perché la normativa non tutela molto l'amministratore, a partire dall'assenza di un albo professionale che ancora oggi non c'è in questa professione. Infatti ANACI è la principale forse associazione nazionale di amministratori, conta più di 8.000 iscritti in tutto il territorio nazionale, e l'assenza di un albo però rappresenta ancora oggi una carenza molto grave per poter coordinare un po' tutti questi addetti ai lavori, no? Anche perché il territorio comunque è diversificato e presenta caratteristiche molto diverse da situazione a situazione. La nostra è una regione piuttosto piccola, con città piuttosto piccole, però abbiamo altre regioni che accolgono realtà condominiali multidimensionali, grandi, e di conseguenza questo chiaramente implicherebbe una normativa un attimo più particolareggiata su tutta quella che è la gestione, su tutti quelli che sono i compiti e le responsabilità dell'amministratore. L'amministratore oggi deve avere un'infarinatura su tutte le materie, dalle materie tecniche alle materie giuridiche, deve curare l'approccio con il cliente dal punto di vista della comunicazione, è il primo mediatore di tutta quella che è la materia condominiale prima di arrivare purtroppo al tribunale, perché spesso ci viene un po' richiesto, no? di cercare di snellire anche queste che sono le diatribe, e di conseguenza di essere i primi mediatori di eventuali situazioni di contrasto che si dovessero verificare nell'ambito delle assemblee o comunque della vita condominiale in generale. A questo evento molto importante sono invitati chiaramente tutti gli amministratori ANACI della regione Friuli Venezia Giulia e anche delle altre regioni, perché l'evento è stato caricato sulla piattaforma ANACI nazionale, e abbiamo deciso di invitare anche i colleghi che non sono iscritti alla NACI. Ne abbiamo tanti che conosciamo, che già collaborano con noi, e riteniamo che questo evento, considerata l'importanza proprio delle tematiche che andremo a trattare, debba essere aperto per dare proprio un servizio a tutti gli operatori del settore, quindi a tutti i professionisti, non solo quelli della nostra associazione. Allora, i relatori saranno l'avvocato Claudio Belli, coordinatore del Centro Studi Nazionale ANACI, e il geometra Marco Marchesi, segretario del Centro Studi Nazionali ANACI. Desidero ringraziare in particolare anche il dottor Enrico Foladore, che è il direttore del Centro Studi ANACI regionale della nostra regione, che sarà anche il moderatore di questo incontro. Ecco, devo dire che come presidente regionale che il nostro territorio può vantare professionisti preparati che lavorano
lavorano molto bene e ecco, da questo punto di vista credo che sia un elemento da evidenziare perché è una garanzia per l'utenza. Abbiamo dei professionisti che vengono ogni anno, si aggiornano, ma poi anche desidero evidenziare che ANACI per statuto richiede ulteriori crediti obbligatori per chi è iscritto a quelli richiesti dalla normativa, dal DM 140. Infatti il DM ne prevede 15, ANACI ne vuole totalmente 28, quindi ogni anno noi facciamo il corso di aggiornamento di legge e poi aggiungiamo nei mesi successivi dell'anno di formazione alcuni incontri ed eventi come questo che andremo a fare il 24 per consentire a tutti i nostri associati di raggiungere anche i 28 crediti previsti dallo statuto, che è una cosa alla quale ANACI ci tiene particolarmente, proprio in considerazione del fatto che la nostra materia, cioè il mondo condominio come lo chiamo io, perché in realtà è un grande contenitore che contiene all'interno diverse materie, diversi aspetti, no? Della vita in condominio, delle costruzioni, del mondo immobiliare in generale, come avrete potuto anche constatare leggendo un po' i giornali in quest'ultimo periodo, è un mondo in costante evoluzione, in rapida evoluzione, quindi pretende di essere aggiornati in tempo reale su tutte le novità. Da Udine per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione.news